Negli anni 70 negli Stati Uniti si affermò una forma di espressione artistica che venne definita street art o graffiti art e realizzata direttamente sui muri degli edifici delle periferie, all'interno delle metropolitane, sui vagoni dei treni e in ogni altro luogo frequentato da persone. Per ovvie ragioni questo fenomeno sociale di grande impatto fu considerato una forma di vandalismo da attribuire a bande di delinquenti capaci soltanto di imbrattare muri. Va ricordato che violare la proprietà altrui anche attraverso lo spray di una bomboletta e con intenti artistici è reato. Spesso questo fenomeno restituiva segni grafici poco comprensibili, come pseudonimi e anagrammi difficilmente accostabili a forme d'arte. La street art venne apprezzata dalle classi sociali meno agiate ed emarginate dalla società e diventò presto un mezzo di comunicazione del disagio giovanile. Nel panorama complesso, spesso contorto e indecifrabile dell'arte contemporanea, la figura dell'artista Banksy emerge con la sua chiarezza espressiva di contenuti e di tecnica, collocandosi nella top 10 dei maggiori esponenti della street art. L'identità di Banksy è sconosciuta. Alcune informazioni circolate in questi anni ci dicono che è britannico, nato e cresciuto a Bristol. Le sue performance artistiche hanno avuto luogo in diverse zone del pianeta. Il suo tratto distintivo è l'ironia e la satira sociale e politica, la denuncia delle atrocità della guerra, la manipolazione dei mass media, l'inquinamento. Il suo stile è facilmente riconoscibile perché è fatto con l'accostamento di bianco e nero e l'utilizzo dello stencil che consente la rapidità di esecuzione. Essendo la street art un'attività non legale, come già detto, tranne in alcuni casi dove vi è un'autorizzazione ad utilizzare spazi privati, l'artista deve essere veloce e lasciare il suo messaggio sul muro il più in fretta possibile. Lo stencil è spesso di cartone per la sua leggerezza ed utilità. Tra le opere più importanti di Banksy c'è Ragazza col palloncino, una serie di stencil realizzati nella città di Londra dove il soggetto è una bambina con la mano tesa verso un palloncino rosso a forma di cuore che il vento sta facendo volare via. Forse un'allusione alla fanciullezza, all'innocenza che svanisce per fare posto all'adolescenza. Le interpretazioni possono essere molteplici. Altre famose opere sono Il terrorista con il volto bendato che lancia un mazzo di fiori e La bambina che perquisisce un soldato. Il 5 ottobre del 2018 una copia di Ragazza col palloncino, incorniciata e messa all'asta da Sotheby's, dopo essere stata acquistata per oltre 1 milione di sterline, circa 1.180.000 euro, si autodistrusse per metà a causa di un distruggi documenti meccanico che Banksy aveva nascosto nella ingombrante cornice. Banksy pubblicò su Instagram un video che mostrava il trituratore installato all'interno della cornice e dichiarò di essere stato lui stesso ad azionare il telecomando che distrusse quasi completamente l'opera. Egli infatti si è sempre detto contrario alla mercificazione dell'arte e si è sempre dichiarato svincolato dal sistema. Un po' difficile da credere per molti attenti critici, anche perché lo stesso Banksy autenticò la nuova opera dandole il nome di L'amore nella pattumiera. Inutile dire che l'opera con questo nuovo processo creativo ha acquistato più valore. Forse è esagerato definire Banksy un vero artista, dicono alcuni critici d'arte. Sarebbe più idoneo considerarlo un abile uomo di marketing, capace di vendere le proprie idee andando contro il sistema politico, finanziario e religioso, conquistandosi consensi tra i ceti sociali più disagiati. In quest'epoca in cui l'arte contemporanea è spesso difficile da definire, provocazione, propaganda, scandali sono forse necessari per far sentire la propria voce in un frastuono di mediocrità dominata dal desiderio di fare soldi a ogni costo. In questo contesto le performance di Banksy sono viste con sospetto da una parte e con rispetto dall'altra.